A terra vistose chiazze di sangue, si è accasciato alla fermata del tram ai piedi del cavalcavia Borgomagno all'inizio di via Aspetti. Un trentenne pakistano accoltellato nel primo pomeriggio a Padova dopo una furiosa lite con altri stranieri. L'aggressione deve essere avvenuta sul cavalcavia vicino alla stazione. Il ferito in fuga è arrivato fino alla fermata dove ha tentato di tamponare il sangue. Una scena vista da Ali Mohammad, titolare del fast food bengalese. I ragazzi sono venuti qua e già feriti. E dopo si è fermati qua, si sgocciolava il sangue. Sono già venuti qua, si è fermati e c'era un altro signore che ha chiamato l'ambulanza. Tutto qua. Il ferito con un taglio alla nuca è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi, mentre gli agenti impegnati nel controllo del quadrante a ridosso della zona rossa si davano all'inseguimento dell'aggressore. Il fermato è un 25enne italo-tunisino arrestato in flagranza, ma la polizia indaga anche sul ferimento al braccio di un altro soggetto, sempre nella stessa zona. Succedono tutti in Arcella, non solo qua. E dopo ogni tanto si accoltellano, ogni tanto fa con le bottiglie, sai che spaccano le bottiglie di birra, quelle cose. E adesso se guardo di 5 anni prima, adesso è molto meno già qua, perché io ho cercato di pian pianino allontanare da qua.